Ma una gara di mountain bike talmente veloce da ricordarne una su strada. L'avete mai vista? Rettilinei velocissimi, terra battuta e continui rilanci. Siamo a... Ehi, ma perché hai censurato il nome? In realtà la dinamica è molto interessante, guardate il video fino in fondo per capirne di più. Questa volta non siamo andati alla gara il giorno prima e quindi ne ho approfittato per fare il pre-gara con la mia nuova bici da strada. Vi interessa l'idea di un video di presentazione anche di questa bici? Lasciatemi un commentino qui sotto per farmelo sapere. Parentesi chiusa, andiamo a vedere com'è il percorso. Rettilineo di partenza arrivo, subito questa curva verso sinistra. Attenzione che adesso c'è ancora l'umidità della mattina, noi che corriamo alle 11:30 si asciugherà di sicuro, c'è anche un'altra gara prima, sarà come fare una gara su strada oggi. Super veloce, super scorrevole, è una strada bianca ma non c'è neanche il ghiaino proprio, è talmente compatta che adesso sto facendo praticamente riscaldamento, sto andando piano e sto facendo i 30 all'ora. Qui un po' di sabbia che al contrario del resto del percorso con l'umidità si compatta, quindi va da Dio, mentre dopo sarà sicuramente più scivolosa. Boschetto, studiamolo bene, entrata veloce. Qui sarà importante cercare di entrare più avanti possibile nel gruppo, perché stare a ruota ti porta a fare veramente dei rilanci dove si spende tanta energia e non fa bene alle gambe a lungo andare. Ecco, bello bello, è velocissimo. Questi sono i boschetti che ci piacciono, quelli che sono sì pieni di curve ma sono divertenti, al contrario di tante gare dove è pieno di destra e sinistra, talmente costretti che veramente alla fine della gara sei ubriaco. Invece qui guardate. Bene, piccola nota per chi magari ha meno esperienza di me, adesso usciti dal boschetto ve la posso dire, è una cosa che bisogna tenere molto conto quando si fanno questa tipologia di percorso. Stare a ruota aiuta in pianura dove la velocità è alta, ma complica le cose nel momento in cui le curve rallentano tanto. Con un occhio guardo voi, con un occhio guardo la strada perché sto provando il percorso. Quindi nel momento in cui le curve sono tante, strette e ci sono alcuni rilanci da fare, invece che mandare in curva la bici mantenendo la velocità, ecco che la differenza tra stare a ruota e stare davanti c'è. Importante secondo me, massimo terza posizione del gruppo. Ricordate inoltre che la bici va dove voi guardate, quindi guardate distante, quando entrate in curva guardate già l'uscita e vedrete che vi troverete già molto meglio. Che bello che sarà qua dopo, battiti in canna proprio altissimi, tensione alle stelle perché bisogna mantenere la posizione nel gruppo, sarà una figata. Stiamo facendo riscaldamento, il percorso è figo, secondo me è veloce, è una delle gare più belle che ci sia in pianura. Siamo con Simone, uno dei ragazzi che alleno, lui è Master Elite, adesso vediamo di far bene, dai, qualche progressione per scaldare la gamba, qualche aperta per prepararci a soffrire come si deve. Tutto è pronto, ci schieriamo in griglia e partiamo. Partiti, occhio che si scivola un botto, meglio perdere un paio di posizioni che voler resistere e rischiare di cadere. Wow, che rischio! Cosa avevo appena detto? Metà gruppo è andato per terra, ho rischiato anch'io una chiusura di anteriore per evitarli. Che partenza pericolosa! Adesso mi riaccodo al gruppetto davanti e cerco di guadagnare qualche posizione. Occhio, non stringere.
Ah, siamo tanti e tutti vogliono stare davanti. Mi lascio sfilare un attimo e respiro, tanto tra poco la strada si stringe, si entra nel boschetto e il gruppo si allunga. Certo, e sbaglio l'ultima curva prima di uscire sul rettilineo. Ma porca, ad ogni modo davanti hanno un altro ritmo oggi. Io sono con altri 4-5 ragazzi, vediamo di aiutarci per gestire il distacco. Allora, diciamo che ho riscoperto per l'ennesima volta che il mio tallone d'Achille sono i passaggi stretti e molto guidati. Quando sono un po' impiccato con il ritmo continuo a fare dei piccoli errori che sommati alla fine mi fanno perdere quei 3-4 secondi a boschetto. No. Sbagliato. Passaggio sul traguardo, prendo un gellino e ora che sono più tranquillo mi faccio ripassare. Bene, ho respirato un attimo, ora la strategia prevede di prendere ogni boschetto in prima posizione, in questo modo posso gestire il mio ritmo senza che nessuno mi vada via. Ottimo, per il momento tutto segue il mio programma, chiedo un aiutino a Manuel e iniziamo a studiarci per l'ultimo giro. Vecchio, tra uno e l'altro passa. Tra uno e l'altro passa. Vai. È la quarta volta che lo prendo quell'albero lì. Se ci fosse un altro giro lo prenderei ancora. Ecco, questa è la prova delle mie difficoltà dentro qui oggi. La buttiamo sul ridere, voilà. Attenzione, mancano poche centinaia di metri. Sono secondo nel gruppetto, provo a superare il ragazzo che ho davanti prima della curva perché dopo si farebbe fatica. Tecnicamente se riesco a superarlo e ho le gambe potrei mantenere la posizione fino al traguardo. Ah, niente, va bene così. Bella, bellissima gara, porto a casa un sesto posto tra gli elite. O forse no. Sì, ma no. In realtà squalificato dopo l'arrivo. E sapete perché? Il motivo della squalifica è il video stesso, ossia la videocamera attaccata al manubrio. Che per carità, immaginavo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato. Tuttavia, se il giudice si fosse limitato a dire guarda, questo è il regolamento, hai sbagliato qua, io avrei risposto ok, avete ragione, ci sta. E sarebbe finita lì. Il problema è che non ci si limita a dire quello, ma si aggiunge sempre quel qualcosa in più che tende a farti fare una figura, diciamo, meschina? Eh sì, perché se mi viene a dire che mi squalifichi per un discorso di sicurezza, che se la videocamera si stacca e colpisce in testa qualcuno può creare danni alla salute, e in più si unisce anche l'organizzatore della gara che viene a chiederti ma lo sai che con i tuoi video rischi di far fare brutta figura alle società che organizzano questi eventi? Non ho capito, scusa. Cioè, al di là del ritorno mediatico che posso avere o non avere con questi video, li faccio per passione? Li faccio perché mi dispiace che le iscrizioni delle gare siano in continua discesa e li faccio perché mi dispiace
dispiace che molta gente non sia più attratta dal mondo della mountain bike. E tu vuoi dirmi che facendo questi video dove parlo bene dei vostri percorsi, dove vi faccio i complimenti per le organizzazioni che avete e in più dove cerco di far appassionare i ragazzini, crea un danno all'immagine delle società organizzatrici? Beh, è buono a sapersi, non lo sapevo. Vogliamo poi toccare il tema della sicurezza? Benissimo. Allora, in partenza, quando siamo in griglia, l'organizzatore arriva e ci dice che, essendo il rettilineo di arrivo considerato pericoloso in quanto molto scivoloso e molto veloce, è vero, è stata aggiunta una chicane da percorrere dal secondo giro in poi per obbligarci ad andare più piano e cercare di evitare cadute. Ci sta, no? Mi sembra tutto giusto. Ah no, aspetta. Ma se lo considerate così pericoloso da aggiungere chicane, obbligarci a rallentare dal secondo giro in poi, quando siamo tutti sfilati in fila, staccati, perché allora al primo giro ci fate partire nello stesso rettilineo tutti insieme e facendo i 50 all'ora? No, ma sicuramente mi sfugge qualcosa, probabilmente al primo giro facendolo nel senso opposto è molto più sicuro. Mamma mia che sfortuna però questa caduta. Bene, è andata così e lo accetto, non sono una persona polemica. Forse però se parlando di iscrizioni non si fanno più i numeri di qualche anno fa, sarebbe il caso di aggiornare i regolamenti e forse farvi un esame di coscienza. Ciao raga, alla prossima!